Qui controlliamo col sinistro, lì controlliamo col destro. Per controllare qua, 1, 2. C'è esercizio di trasmissione, ricezione, controllo orientato, ok? Passaggio. Qui controllo col sinistro in apertura, trasmissione della palla, conduzione, tiro di precisione. Tu riprendi la palla e vai in mezzo. La cosa importante è che non vi dovete far trovare già messi così, ma nel momento in cui mi arriva la palla, va in passaggio, io mi apro, controllo di sinistro, trasmissione di destra e seguo la palla. Tu ricevi la palla, conduzione, prima che supero faccio gol, seguo la palla, io prendo il posto suo, tu prendi la palla e vai lì. Chiaro? Qui controlliamo col sinistro, lì controlliamo col destro. Per controllare qua, 1, 2. È chiaro? Abbiamo capito? Andiamo! Passaggio forte sulla figura, forte sulla figura, sul piede lontano. Andiamo! Stessa cosa, passaggio, fammi passaggio, mi apro, controllo, passaggio, te la ridai e ti faccio calciare. E la giochi di prima. Ok, chiaro? Gioca! Andiamo. Un controllo, primo controllo determina la giocata. Primo controllo determina la giocata. Primo controllo determina la giocata. Andiamo. Va bene il passaggio, Nils. Andiamo. Il primo controllo è quello che determina tutta la giocata. Se io sbaglio il primo controllo e faccio un tocco in più, faccio perdere tempo all'altro, di conseguenza arriverò in ritardo, di conseguenza mi marcheranno, di conseguenza non avrò più il passaggio che ho pensato. Fammi il passaggio. Se io faccio questo, e mi rimane sotto, devo fare un altro tocco. Allora, la cosa importante è il corpo, postura del corpo, dammi la palla, piede lontano, controllo la porta avanti, che mi permette già di giocare. Ma se io col corpo mi sono chiuso, e quanto lui, per girarmi impiego più tempo. Quindi nel momento in cui la palla fa questa corsa, il mio corpo si apre per guardare te che mi ha dato la palla e a lui che devo dare la palla. Controllo l'apertura e la palla mi rimane davanti. Adesso cosa facciamo? Tu dai la palla a me, controllo col sinistro perché devo andare dall'altra parte. Tu, spiga, devi andare dall'altra parte. Quindi mi apro al contrario, dammi la palla, sinistro, destro e vado a fare l'1-2 con lui. Insieme tu giocherai dall'altra parte, quindi dovete partire. Come facciamo a fare partire un pallone? Oh, dai, non guardare, gioca Iani, Vol. Un'altra parte, andiamo, fallo partire, quando arrivo fallo partire, andiamo Iani. Vai. Mi dà la palla, sempre col sinistro, gioco la palla a destra, ma aspetto che questa palla viene lì per fare lo scambio. Quindi io ricevo qui, gioco in diagonale, ma non vengo a fare l'1-2 con te, ma aspetto l'altra palla che viene qui e faccio l'1-2 con lui. È chiaro? Facciamo vedere piano. Gioco insieme. Stop, ferma. Quindi io gioco lì. Tu dove giochi? Lì? Bravo. E io vengo a fare lo scambio con lui. È chiaro? Gioco a destra, ma vado a ricevere la palla a sinistra. È importante il tempo. Comunicazione, parlare. Se vediamo che il compagno non c'è in mezzo, non giocate la palla. Aspettate un po'. Gioca. Tu mi segni, tu segni nella porta, tu entri nella porta. Ok, proviamo. Figa, devi guardare qui.